Ciao amici telespettatori, benvenuti, siamo nella rubrica dei tipi strani finalmente e questa sera vi voglio presentare un tipo strano che ultimamente praticamente si era presentato per cercare la sua anima gemella ma che purtroppo non ha avuto esiti positivi. Ora gli domandiamo perché. Ciao, tu ti chiami? Nino Tombarello. Nino Tumbarello. Ascolta Nino, come mai secondo te non hai avuto esiti positivi? In che senso? Cioè non ti ha chiamato nessuno? Non mi ha chiamato proprio nessuno. Nessuno? C'è Ma- stato una però che mi prendeva in giro e quindi abbiamo tralasciato. Ma secondo te come mai? Cioè, il motivo quale può essere stato? Il motivo non lo deve chiedere a me, lo deve chiedere a lei. Che mi Certo. ha fatta. Che si chiama questa, posso dire il nome? Certo. Piera Genco. Piera Genco. Che praticamente che cosa ha fatto questa Piera Genco? Ma aveva già 4 mesi, quindi mi sono dimenticato. Non è che telefonavo ogni istante, diceva chi giù l'altro. Non è che non andava bene questo rapporto e quindi abbiamo sorvolato, come dire. Quindi Ascolta, parliamo della tua anima gemella, ma tu che tipo di ragazza vai cercando? io vado cercando qualsiasi tipo di ragazza, l'importante è Che è viva praticamente. anche L'importante è che respira. che respira, qualsiasi tipo di ragazza che si vuole sposare, si faccia una famiglia e perché no anche dei figli, Certo, dato che ci siamo. dato che siamo sempre là. Esatto. Perché infatti colgo l'occasione per commentare un fatto strano. Un fatto strano. Cioè? Un fatto strano a proposito di tipi strani. Eh. Quello di Bernadette da Lourdes. Ha parlato con il parroco e ha detto o ti marite o ti tesoro o sta scherzando con il fuoco. Questo è fatto. Esatto. Quindi, se uno Quindi in questo caso praticamente in questo caso c'entra questo. Non C'entra. siamo fuori tema, ma non siamo Logico. fuori tema. l'importante è che non siamo fuori tema. L'importante è che non siamo fuori tema. Il concetto è questo purtroppo. Logico. Va bene. Allora, Sì. stiamo parlando praticamente di tipo ideale di donna. Esatto. Tu una volta mi hai detto che praticamente tu preferisci le donne che si chiamano Adamo. Esatto, anche quello Adamo. Anche, non è che si è detto solo Adamo, ho detto anche Adamo. Cioè, sii più chiaro. Fai capire alle telespettatrici in che senso tu vuoi praticamente che si dovrebbe chiamare Adamo. Fallo capire. Non ho capito niente, puoi ripetere? Sì. Allora, dico, fai capire alle telespettatrici com'è che si potrebbe chiamare Adamo. Cioè, in che senso si dovrebbe Adamo chiamare? è la razza di quella del Signore, diciamo, questi muschi che è la razza veramente antica. Una razza praticamente antica. Una razza antica. Diciamo che Gesù, il Cristo, era il nostro Adamo. Adamo. Che cos'era? Non sapete che Cristo era Adamo? Gesù Cristo. No. Gesù Cristo era Adamo. Era Adamo? Era Adamo. Ed Eva allora chi era? Maria, il suo madre. Ma che cazzo aspettarci? Sono le mosche. Sua madre era Immacolata Concezione, cioè Sua madre. concepita immacolatamente. Maria Vergine, va. Ho capito, va bene. Cambiamo discorso. E allora, amiche telespettatrici, per chiunque fosse interessato a conoscere Nino, quanti anni c'hai? 32 o 21 lo faccio. 32? Il 21 di questo mese. E praticamente quanto sei alto? 1,86. 1,86. C'hai gli occhi verdi, Boh, celesti, vedi. celesti e verdi. Celesti. Un occhio e un occhio. E i capelli? Capelli castani, vedi? Castani, sì. Con la riga nel mezzo. perché Esatto. facciamo così. Una bella No, concezione. non posso mettere un cappello? Certo. Va bene. Comunque senza cappello più simpatico, sai. Più simpatico sono. Sì, sì. Questo dobbiamo decidere a loro. Certo. Vabbè, come vedete amiche telespettatrici, c'ha uno sguardo magnetico. Certo. Giusto? Certo. Fai uno sguardo magnetico, vediamo? Niente in che senso, come è questo? Magnetico, cioè uno sguardo che colpisce. Fallo vedere alle telespettatrici, levate il cappello se no non si vede. Certo. Ecco, vedete amiche telespettatrici il suo sguardo magnetico? Ha colpito? Chissà che ha colpito. Vedete come sta guardando? Questo è uno sguardo magnetico, elettrizzante si può dire. Esatto. Va bene, ripetiamo, Nino Tumbarello qui praticamente è disposto a recitare alcune poesie perché per chi non lo sapesse Nino Tumbarello è anche poeta, per cui ha scritto qualche poesia d'amore mi sembra, giusto? Sì. Per dedicarle praticamente queste poesie Siete alle... terminate ragazze che Ah, se- vorrebbero stare insieme a me.
che vorrebbero stare insieme a lui. Per cui, amiche telespettatrici, sentite le poesie che Nino ci reciterà. Un attimo, l'occhiale qua, si è rotto tutto qua. Prima con mola. Ci comincio? Comincia. L'amore, guardando i tuoi occhi si legge amore, lasciando il cuore nell'estasi sognare. Conduce tuo sorriso, incanti il mio cuore, nell'incanto amare lasci sperare. Poi l'altra, la solitudine. La solitudine, ce n'è una della solitudine, sentite. È un tormento che soltanto... Aspetta, fammi iniziare che ti do il microfono. che Vai. Soltanto da capo. Certo. Da capo. La solitudine. La solitudine, lo sai, è un tormento che soltanto l'anima può abbracciare, può Abbracciare. amore, vedendo te rivivere, c'è vento però non è che, ecco, rivivere mi sento sbocciato una speranza nel mio cuore, sperando in un momento tanto atteso, io tremo ad ogni parola che tu dici. È un sì, il cuore mio rimane appeso. E non Appeso posso dove? soffrire, fammi felice. Poi l'altro, l'aquilone. L'aquilone è scritto pure. L'aquilone. Va bene, cominci allora. Con l'aquilone, sì. Voleva l'aquilone a filo appeso, sembrava in alto il cielo stessa, toccare fin quando teneva il filo teso di chiusa come fa qua? Di chiusa Ma l'hai scritta tu, se non mi sembra. Lascio andare. Ma questa non mi piace assai. Niente, allora non la leggi perché non ti Questa piace. non leggo. Vabbè, passa allora a quella che ti piace. Dacci. L'innamorato. Che L'innamorato visto che siamo nel campo degli innamoramenti. Esatto. Anima gemella, ragazze belle. Esatto. Va bene, continua Nino. Sì. L'innamorato. L'innamorato sta ad amore aperto. In un momento all'altro più affondere dentro questa barca. Non può affondare in questa barca che non c'è nessuno esperto. Il mare è profondo e non si può nuotare. Chi? Non si può nuotare perché il mare è profondo. Ah. Sta nero. E poi c'è chi sta qua? Chi sta comune? L'albero della vita. L'albero della vita, attenzione. La nostra vita ci rallegra e ci insegna a conoscere l'esistenza e l'esigenza e la comune intelligenza addirittura. Comunque le reciti benissimo, Vero? Sì, c'è una passione Cioè io ho inaspettabile, un po' di passione. passione, esatto. Era passione nascosta. Esatto. Non l'avevi praticamente uscita fuori fino ad oggi. Ma speravo meglio. Allora, meno male che hai incontrato a noi, Esatto. meno perché male, noi te la facciamo uscire. Certo, meno La male, passione. ho dato a voi, veramente. Sei contento di aver incontrato a noi? Contentissimo. Va bene. Moltissimo contento. Molto contento. Si può dire contentissimo o molto contento. Giusto? Dipende come si dice. Dipende. Tu che dici? Molto contento. Va bene. Allora, continuiamo. Allora, c'è qualche altra che mi piace e che vi piace pure. Vi ricordate quel proverbio meglio avere a che fare? Era così. Con gente che un gine che non conoscono. Sì. Così era. Te la sei vista la puntata? Sì, vedi come quante gente mangiare e non conoscono. Sì, Questo che tipo di proverbio è secondo te? questo è proprio siciliano che io da antichi aspetta, no? E dove l'hai letto? Che non sbaglia mai. Dove l'hai letto? No, io siccome ho fatto la scuola media. Sì. Ho fatto la scuola media. Siccome? Sì, siccome ho fatto la scuola media. Hai fatto solo la scuola media o hai fatto Sono trovato al terzo professionale. al terzo? Diploma di E qualifica. poi come mai non sei andato avanti? Diploma di qualifica triennale. Diploma di operatore agroambientale. Poi perché per motivi di lavoro, perché è troppo stressante lavorare, studiare, quindi io Hai dovuto consiglio tralasciare. di- O si studia o si lavora. Certo. Basta, perché sì, Vabbè, ma almeno la licenza media. la stessa, licenza media, cioè ce l'ho. Ce No, l'ho. dico almeno la licenza media se la devono prendere. Esatto. Esatto, va bene. Però conviene che il padre. Vabbè, continuiamo. Quale poesia praticamente ci reciti adesso? Ora vediamo. L'amore. L'amore. Amore, anzi. Amore. Acqua di fonte giù fu giammai si pura, nel sole splendente il cielo più radiante, non è tanto più bella la natura, La tuta? nel mondo ed esso è più estesa e più grande.
ciascuno nel suo porto vi si posa, e c'è poi chi vi ne esce e chi vi si eterna. Nel cielo splende la stella luminosa che pare adesso non è fievola lucerna. Bella. Bella, vero? Speriamo che la capiscono. Tu lo capisci? Io sì. Speriamo la capiscono le mie ragazze qua. Speriamo che la capiscano appunto perché Tu lo non è capisci facile. italiano? È da capire. È da, Da capire. è da capire. Vabbè, continuiamo? Sì. È come la vita, è come della vita l'aurora, è come il tramonto la magia, è come il dono di Gaio della parola, è come della mente la poesia, che adesso vive e non perisce mai, Mai. mai. Che o se perisce, esatto, ora ti spiego. Sì. O se perisce, meglio essere perito che senza esso, che senza desso vi si essere mai essere vissuto. Vi spiego meglio. Ah, meno male. Mi devo spiegare? Eh? La devo spiegare? Ma Forse se non l'ho vuoi. capito. Eh? Forse non l'ho capito. No, già, loro non hanno capito una poesia di questa. Come si fa? Allora, vado avanti. È immensa fonte di luce e di calore. E il porto eterno si chiama amore. Bella. Ora ce la vuoi spiegare in parole tue che cosa significa questa poesia? Allora, questa poesia, diciamo, parla di tanti aspetti. In particolare possiamo dedurre che qua dice che l'amore, se uno viene perito senza essere, senza aver vissuto, che come fa a perire? È giusto o no? Questo. Questo. E poi dice che c'erano delle stelle luminose in cui ci fanno vedere, diciamo, tutti gli astri, le cose che ha fatto Dio un tempo quando fu creato il mondo. Questo dice, vede l'aurora che mangia, parla di tramonto, parla di un sacco di cose. Ok, allora ora parliamo invece di un'altra cosa. Io so pure che tu sai cantare. Ci so cantare. E allora ci potresti cantare una canzone sempre in onore delle telespettatrici che ti vorranno conoscere. Quale canzone ci canterai? Quello dove dice fuori da Mosè, qual è il titolo? Fuori da... Non lo so, lo devi sapere tu, non io. Diciamoci la Ida, vediamo se sapere. No, non lo sa neanche, tu lo devi sapere. Neanche. Io non lo so il titolo, ma... Vabbè, anche se non dici... La canto. La canti. Allora appena ti dico il via, va bene? Vai. Fuori dai musei, nuovi amici miei, si distruggerà la civiltà delle banalità. Susseguitemi, esibitevi, alta moda va, vincerà chi si distinguerà. Ta 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 ta. Per molti secoli coi nobili sono rimasti molto... Aspetta, lascio. Per molti secoli coi nobili sono rimasti sempre immobili, con una voglia intensa di entrare nei bistro, nuove letture con tecnologia. Giolini erano in donata prigionia, tempi di convenzioni, di provincialità. Questa era la batteria? Fuori dai musei, questo è il torneo sempre. Nuovi amici miei, si distruggerà la civiltà delle banalità. Susseguitemi, esibitevi, alta moda va, vincerà chi si distinguerà, vincerà chi si distinguerà. Bella. Va bene, oltre a questa ne sai qualche altra magari più conosciuta? Questa è anche conosciuta, non è che... Sì, oltre a questa dico ne sai qualche altra? Ci devo pensare un attimo. Di che genere? Per pop, dance? Dance. DJ. DJ? Sì. DJ, c'è DJ, per esempio... DJ. Di Gaia, quello di Gaia. DJ Gaia. DJ Gaia, quello che dice... Un never meet, un never mirror che... DJ Gaia e siamo tutti qua. Never meet, mai vedere. Never meet. Never meet, Never meet. che significa in italiano mai vederlo. Mai vederlo. Mai vederlo. Va bene, ascoltiamoci Mai vederlo sempre da Nino Tumbarello. Un never meet, un never giro che... Never meet, un never giro che...
Aspetta. I know cago essere ciao, you know all the other way brown. We need never gonna see any song so. C'è la pubblicità. Oh, che long. Se che sono. Come? Boh, c'è la pubblicità allora. No, No, allora continua. sì. Vai. I know you never need no can. Never need a get to listen. I know it's a me so call me baby, take a bit of space. Tomorrow, but Va bene Nino, bravissimo. Ma questo Bravissimo. e questo è DJ, diciamo. DJ. DJ. Va bene Nino, Che ascolta. tipo di DJ non lo so, ma è DJ. L'importante è che DJ. L'importante è che DJ. Va bene Nino. Allora ascolta, un'altra cosa. Sì. Allora, tu ti ricordi quando noi nelle rubriche dei tipi strani facevamo fare le imitazioni? Tu mi hai Sì. detto una volta che sapevi fare le imitazioni. Sì. Quindi se tu praticamente mi dovresti fare una serie di imitazioni di animali, le sapresti fare. Sì. Ce le fai sempre in onore delle telespettatrici così ti conoscono? Guardando sempre la telecamera. Lo conosci anche? Certo. Ah sì? Sì. Il cane. Bau bau. Il gatto. Miau, micio micio. Micio Micio che era? Un altro gatto che lo chiamava? Micio, il gatto, boh, che faccio? Vabbè, continua. Poi quando andavo a scuola c'era il mantello dei bovini, il mantello delle equini, i caprini. Quando andavo a scuola agraria. Sì. Promosso a giugno a terzo. Poi adesso mi faccio tagliare. Certo. E quindi c'è i gasesi degli animali. C'è tanti, diciamo, tipi di zone. Ascoltami, Colpisce- ascoltami. Sì. Ti dico praticamente se sai imitare un animale strano. Mm. Eh? Sì, L'ornitorinco. non so chi sia, no, non so pensare. Allora, ascolta. La palandra. La palandra non so chi sia e non so cosa. E poi la palandra. Il brontosauro lo sai però. Quando so so che. Un animale. Io so che è male. L'elefante lo sai imitare? L'elefante? Guarda la telecamera. Aspetta. Questo è un elefante che aveva la tosse. Esatto. Ci sono, può capitare anche l'elefante che ha addosso. Vai. E fa. Il leone? Devono fa. Ora il cavallo? Cavallo. Ma non si capisce tanto bene, ma ci siamo. La gallina? Che. E il gallo allora? Boh, il gallo sempre che boh, non lo so. Come? La gallina che chirichia e il gallo pure? Il gallo cucurocò. Cucurucu. Cucurocò. E il pulcino? Cocodè. Qualcosa. Vabbè, la pecora? Beh. Ripeti? Beh. La capra? L'uccellino? Ah, qua ci sono. Mio. L'uccello più grande? Bene, bravo, te la cavi comunque. Grazie. Va bene, amiche telespettatrici, ripeto, abbiamo conosciuto Nino Lumbarello, un tipo strano che va cercando l'anima gemella A scopo matrimonio. a scopo matrimonio. Azione, altare, chiesa. Esatto. Per la ragazza che ti sposerà, che cosa gli darai tu in cambio? Come? Che cosa gli offri alla ragazza che ti sposerà? A quella ragazza praticamente che dovrà essere tua moglie o vorrà essere tua moglie, tu che cosa gli offri? Tutto quello che vuole. Cioè? Tutto. Cioè, ma che cosa hai da offrire? Tipo una bella casa, non so, campagna, terreni? Terreni. Tanto muoio, poi c'è resto. Perché gli uomini sempre prima che muoiono. Certo. Può darsi che muore prima la donna, ma gli uomini sempre prima. E non voglio che mia moglie muoia. Logico, prima devi morire tu. Io muoio e poi. Certo. Toccando feso, coglione. È logico. Va bene. Sti giuri, tutta sta stagione. Va bene. Amiche telespettatrici, ripeto, per chi vuole. Santo, quando dice Signore, dice siamo alla chiamata, cioè, Certo. l'appello non si poteva Va può bene. mancare. Chiudiamo, in sintesi, Possiamo Chiudiamo. dire
Che dobbiamo dedurre. Esatto, dobbiamo dedurre che per chi fosse interessato a conoscere Nino Tumbarello può chiamarlo direttamente ai suoi numeri telefonici che vedete in sovraimpressione e che Nino Tumbarello vi sta dicendo. Esatto. Il numero devo dire 328, il mio numero è Wind 42 66 350. Ripetelo di nuovo, solo i numeri però. Solo il numero. 328 42 66 350. Avete capito? Per cui per tutte quelle di voi che vorrebbero conoscere Nino Tumbarello, che è un bel ragazzo, Mi telefonate, se andiamo d'accordo. Dice ci vediamo in quel posto, anche qua. Ci vediamo anche qua. esatto. Stiamo E d'accordo. tu praticamente la sposerai, giusto? La sposerò, la porto all'altare. Esatto. Perché tu praticamente vai cercando l'anima gemella, scopo matrimonio. Facciamo casa, se lei ha terreno, io pure, ci mettiamo insieme in comunione. Infatti uno sposato è in comunione di beni, diciamo. Giusto? Certo. E quindi ora che attualmente è uscita in vigore questa legge che la donna ha gli stessi diritti dell'uomo, vuol dire che la pari dall'uomo. Alla pari. Logico. Invece una volta era che l'uomo comandava, sapeva fare il crociato. Certo. E basta, la donna è sempre esclusa da altre cose. Va bene. Ma Ok. veramente, meno male. così. Hai altro da dire alle telespettatrici? Viva l'Italia! Abbiamo vinto i mondiali. Numero 1. Grande, sei grande, ciao, siete grandi. Ok. Ragazze. Amiche telespettatrici, un saluto da Alberto per la rubrica dei tipi strani Danilo Tombarello. e un saluto anche da... Danilo Tombarello. Ciao amiche, a dopo. Ciao. Ciao. Oh yeah.